Buongiorno Italia, tutto bello, proprio a Pasqua in tutta Italia, ma anche qui c'è questo vento assurdo. Vai. Certo ragazzi, che dall'estate in canottierina all'inverno con felpone, giubbotto e tutti in tabarai su, un attimo, tu lo conosci Marco questo? Sto sbruster qua. No, non so. Questo si apre alla dinetta dietro, sì, e si apre il portellone come garage. Sì. Promemoria, oggi è Pasqua. Quello che stiamo facendo altro non è che lo smaltimento della cena di ieri. Fa spazio al pranzo di Pasqua. In queste zone marchigiane puoi trovare anche delle simpatiche casette barra agriturismi di gente che ha mollato tutto per andare a vivere nelle Marche. Praticamente è gente che si trasferiva, come una volta tuo padre e tua madre, tuo papà e tua mamma, quando si trasferivano, se avevano i canali YouTube o i blog o i siti internet eccetera, praticamente mollavano tutto per andare da una casa a che altra. Scusate se ce l'ho su questo mollo tutto, ma ragazzi è una moda inconcepibile che stanno avendo sempre più youtuber, i quali addirittura siamo arrivati al mollo tutto per prendere un aereo e andare in un stato 3 giorni. Mollo tutto cosa? Te cazzo pa l'aereo, ti sei da fare il giro, bravo, va bene, ma non te cazzo hai mollato, Dio cazzo. Cioè, di mo è un porco, mo è una scoresa, ma non mo è tutto. Cazzo mastica, mi fai ciucciare? Mastica. Dai, mastica. Ma porca puttana! Che cazzo mi fai? Che schifo, Marco! Cato non fare come nell'immaginario collettivo, no? Che vai a zonzo nelle verdi praterie, caghi nel prato di Windows XP come il meme che sta girando adesso, e invece no, perché te che pesti i campi al contadino e viene fuori qua sciopa e ti spara in il culo. È normale, è da una vita che lo ripeto, che ogni volta che accendo queste cazzo di telecamere passano le macchine. Cioè, qual è il nesso logico scientifico? Qual è? Spiegatemelo. Qua vedi? A parte, esatto, confermo, esatto. No, l'avete visto? L'ho accesa, boh no, perché mi coglionavano. È così, accende e passa in macchine. E vedi come basta poco, signori spazzoni, per rovinare questi capolavori? Ah? Sì, prendiamola. E poi un po' di foglie, sì. Sì. Denoto un po' di coglionamento, non lo so. Allora, il Marcus Caldonius dice che questo è all'oro. Io sinceramente vedi, non capisco quando mi prendono per il culo e quando sono seri. Vabbè, forse è all'oro. Vedi ragazzi, a volte l'istinto, ho detto andiamo dall'uccello, no, proviamo una stradina nuova, anche se è una stradina di merda, e dopo vai alla fine dove ti porta, Bellissimo, bellissimo. Partemi, intendo il panorama proprio. Oh, guarda quello dove è la casa. Mi ricordo, non so perché, la Macedonia. Mi verrebbe da dire che è molto più bello della Macedonia, però l'esperienza ci ha insegnato che i macedoni sono estremamente permalosi. Quindi bisogna dire che la Macedonia è molto più bella delle Marche. E alle mie spalle potete ammirare i miei amici incantati dal grande uccello. Notate questa attrazione, questa calamita che ha l'uccello nei confronti della loro attenzione. Guarda che calamitata. Siete attratti dall'uccello? Aspetta, loro sono attratti dal simbolo uccellisco. Io invece col vento che c'è stato voglio capire ma come mai ste ali hanno resistito al po' di vento che c'è stato. Ah, ok. Che è pietra! È pietra, ragazzi! No, che a vederlo sulla carta pista o cose del genere, pietra! È vetroresina. Guarda che bello! A camminare qua, felici nel prato! Dai che andiamo a camminare felici nel prato! Ma dai, dai! Singano che cammina, perché no, pilletappa ancora la prima mattina, felice nel prato, ah sì, nel suo bel mondo che pare fattato, no, perché conoscevo quella dove le vacche hanno appena cagato e non mi veniva più l'altra. Backstage della fotografia per il calendario Peluche 2022, forse 2023.
cos'è il giallo camera? Ah, le cose, ma che bello! Le nuvole che fanno questi giochi, che figata, è bellissimissimo. No, aspetta che ho da fare una roba da youtuber, fermila, aspetta, come Ghifea. Sì, se lo far giusto, Cesco! Cesco! Sembri il gladiatore dei poveri. Non lo so, secondo me... Fate scorta in linea, mi raccomando adesso. Sì, Francesco. perché non mi ricordo l'impronta del maiale, a dir la verità. Dove terrà ancora? Dobbiamo stabilire Stai sempre attento se ti trovi in giro col Marcus Caldogno che te fa ciucciare tutte le piante e non sta fidate. Non so, vuole farci mangiare tutta la flora circostante, ma io sinceramente... Una vecchia ricetta scozzese, baisingano, avocado and prawns, che sarebbe avocado e gamberetti in salsa rosa. Solitamente ci mettevo sopra una spruzzata di paprika dolce, però vabbè, più che altro per motivi estetici, sì, non sa niente la paprika dolce, però insomma va bene anche così. Le puntine del mondo consiglia come primo dei filetti di salmone da fare a fuoco lentissimo, almeno così mi aveva insegnato il cuoco in Scozia, e gelato con le frague. Grazie al camper anche, in particolar modo quello del peluche, ok? Perché no? Ospitale, Sì, grande, sì, ma a guarda, parte quello, io c'ho usa anche la l'immaginazione. Se arrivavi qua in macchina, come cazzo facevi a fare il picnic? L'è un vento che ti sposta anche le vacche, e difatti là ieri le vacche, adesso non è più. E quindi dentro al camper del peluche, grazie a questa invenzione che sono i finestrini e finestre eccetera eccetera, ci possiamo godere il picnic in stesso. Che figata stare bene in camper. Madonna. Beh, Questo non è per dirne altri sembeie che altri no, questo è per dire compra il camper, compro da me, così mettagli le commissioni eccetera e diventi anche a venditor del camper da solo. Buon appetito ragazzi, a ballare. Come i vecchi ci stiamo ricordando dei ricordi di infanzia e dopo ti scende sempre la lacrimuccia, sai, non per la tristezza ma perché è un'emozione grande, la lacrimuzza può essere anche di gioia, no? Hai capito? E i vecchi sono così, Dio caro. Primo guarda che il camper dove e come ha parcheggiato. Benvenuto ad Urbino. E ora Singano ti insegna lui come si parcheggia. Allora, ti ho sempre detto, prima di arrivare in un posto, apri Google Maps, vista satellite, non sta a far come i cruchi che usa Park Fortnite, che là è una roba da cruchi. I cruchi, non capisci un cazzo, lo riguarda i posti in bordo strada, ok? Le persone più furbe, c'ho il Google Maps vista satellite, si segnano almeno 3 parcheggi, perché se uno è pieno hai l'alternativa e quando arrivi non ti sbatti i coglioni, ok? Cioè qua siamo attaccati in centro ad Urbino ragazzi, in centro ad Urbino, guarda, 360 gradi, guarda, ok? Non capivo a volte, basta poco. Wow, la vista non ce l'ho, vabbè, perché non ci stavo, ho dovuto andare dietro di culo, però bella anche la vista qua dietro. Facciamo un nuovo video, buongiorno Italia, benvenuto nella puntata di Urbino. In mezzo alle vallate marchigiane, proprio in mezzo al nulla, con una vista panoramica stupenda, a 5-6 km da Urbino, ok? E siamo qua che andremo a mangiare in compagnia. Avocado. Allora abbiamo mangiato avocado con cocktail di gamberi in salsa rosa e salmone alla piastra fatto dalla Marilena. Nel dietro alle quinte, grazie Singano, bello il parcheggio, bello, grazie amici, grazie, sono felice che siete felici. Adesso ci fa scontare, ci fa pagare il parcheggio. È stata la Che Marilena. merda di persone, Dio caro. Bravo Singano! Wow, sta cesetta in fondo. Sì, una fabbrica, ma com'è che si chiamava quelle che facevano i mattoni, che cazzo? No, è un altro nome. Risponde la segreteria telefonica. No, mando è Scarozzo, cioè non è lui, ma è un 53, guarda. Il frigo, la cucina, il bagno. Non ascolta quando parliamo. Avete parlato? E voi non ringraziate quando trovo i parcheggi? Ecco, non stavo neanche registrando. Comunque, sintesi, Scarosso. Cioè non il mio, ma il Granduca 51 come il mio. Guarda, ti ricordi che bella finestrona che aveva, la cucina lì, il bagno all'entrata. È proprio lui ragazzi, che ricordi. No, cambia il gradino, tutto uguale tranne il gradino.
È strana sta roba che cambia il gradino. La finestra dietro, quella tutto uguale. Il gavonzino con le batterie, la roba. Il frigo qua con le fiammate di nero che mi faceva. La finestra cucina, la finestra del bagno. Che ricordi, che strano. È strano, Dio caro. No, nostalgia no, però è strano. Ulfo, eravamo qua che seduti in compagnia che mangiavamo, è venuto fuori il tuo nome, avevamo deciso che ci tenevamo, ti volevamo bene, eccetera. Non hai risposto al telefono, perché avevamo iniziato che io dicevo Ulfo e dopo l'Ecco faceva culè, Marco ha detto no, Poreto, che dopo che resta male, eccetera. Te ti meriti di gli amici qua che te chiamano, te che rispondi. Colpa te, Dio caro! Oggi venne Tutorial su come fare le scale by Francesco e Marilena. Vai. Le scale di Urbino, no? Le scale in generale, se no grazie, non è il caso di fare un tutorial. Le scale di Urbino si fanno così, ok? Bene. Oh. E così diamo anche qualche informazione. Cioè, regaliamo, offriamo, soprattutto regaliamo contenuti. Approfitta e impara che c'è tutto gratis qua. Ah, maledetti furlani! Allora, spiegaglielo. Cognà è cognato. Cognada è cognata. Me cognada, no me cognà. Me cognada. Sei un trans, no? No. E ora? Me cognada. Me cognà. Cioè, parliamo correttamente. Me cognà. Maschio. No. Ah! Che le siculo. Ah. E quindi? Ossia, cognà. Che non è furlan. Ah. È siciliano. Cognà. Ecco. Cognada. Boh, è stata conosciuta la famiglia del Cesco. Nota turistica dal parcheggio tattico di Singano al centro-centro a un chilometro. Molti camperisti li ho sentiti lamentarsi per la salita. Diciamo che in primavera, autunno e inverno è più che piacevole. D'estate sì. Grande Urbino. È tipo una Portogruaro, però più sgrandato, cioè più grande e più vintage. Guarda, Urco, canco sei in bastio. Guarda che circo. Guarda che misteri, porca miseria, mi fa anche una certa impressione perché tutti questi fianca brutti, Dio caro, guarda che muso che ha la signora, Dio caro, tutta scavata. E mi pare sempre, guarda Dante, mi pare sempre i sarcofagi degli egizi, no? Queste maschere d'oro, quindi mi fa senso, mi fa impressione. Nel contempo Marcus Caldonius è andato a esplorare la vera tipicità di Urbino, ossia la periferia, evitando così le cose belle del centro, ma entrando nella tipicità, ossia nel vero, nel vissuto, nella cuccia della borghesia. E pertanto seguiamo le impronte del viaggiatore Caldonius, il quale rifiuta la standardizzazione dell'avventura, ossia del percorso dell'itinerario umano, che sarebbe il centro, per prediligere queste squasse qua che sarebbe la borghesia. E dietro alle quinte e dietro l'impalcatura qua e case. Guarda Cesco, guarda botta segreta medievale, guarda una volta ho scritto il medioevo. Ciao Micio, aspetta che mando un souvenir a Amy, fermo là. Amy, guarda il gatto, e qui ragazzi abbiamo, no è chiuso, ma dai, ma che antipatici, abbiamo chiuso sul serio, cioè è chiuso veramente. Allora all'ortobotanico ci hanno privato così della botanicità. Non si fa ste robe, privatizzare così la sapienza, la conoscenza, no? Castrare così la naturale evoluzione intellettuale dell'uomo, no, non si fa così. Guarda che razza è scuola elementare, altro che quei stretti, guarda che misteri. Anno Domini. Inizierà dopo Urbino, cioè fin qua è una delusione. L'inizio, no? Il negozio genovese, hai visto? Dai, strigozi iberiti come quelli che ho preso nel mercato vecchio a Skopje, Macedonia. È il Duomo di Urbin, con bandiera che sventola. Non lo capia. Cosa succede quando il Marcus Caldonius confonde una visita a una città storico-culturale con un'arrampicata e un percorso di trekking? No, fanno confusione, pretendendo adesso. Boh, adesso faccio volare il drone e te pinci un fiale musichetta. Yeah, come on. Memories of time running through my mind.
medicine times I have a view. If you're safe, dear Lord, do my loneliness rule? Shall I pick up the phone and just dial? Or maybe shall I think it over for a while? The pain is so deep every time when I sleep, and I recall it all when I weep. But now we stay distant from one another. New people in our lives that we claim as lovers. Touching her really don't quite feel the same. If you ever been in love, one's feelings never change. I hope one day she realizes and sees she could have had it all if she stayed with me. Some nights I wish I wouldn't break down and cry, but life must take its course. So long, goodbye. So long, goodbye. I can't stay. Senti che roba, altro. Viva ragazzi! Guarda meo, Emi, il paradiso tuo, porca puttana, Emi. Il gatto. Scorzetto tipico. Rubinetto. Qua un attimo, sì, dalla giovane giù che siamo. Qui alle mie spalle invece possiamo vedere il monumento di Raffaello, che non è quello delle tartarughe ninja, no, è il noto pittore. Dalla regia mi dicono anche scultore, denota la statua del grande pittore e scultore, e denota le tette. La Brespa tipica urbinese, urbana, com'è che si dice le cose di Urbino? Urbane? Però io manco a Urbino, poi facciamo i vigili urbani invece pulizia locale. Scorcio urbanico, oh, mi stanno portando in giro dappertutto, non vogliono farmi vedere la casa natale di Raffaello, che ti spiegano, ma ne c'è un caso mi da casa natale Raffaello, però dire, ecco ho visto a casa di Raffaello, cioè tu capi, fa scena. Dio mio, wow, guarda che misteri. Non mi avete ancora fatto vedere la casa di Raffaello, però vedi, sì, vedi Italia, io volevo fare anche una roba carina, con un po' di musichetta, di slow eccetera, ma se dopo mi viene da dire sempre tutte memonaie, aspetta che mi giro qua che sei piccarino, non riesco poi a gestire in fase di editing sta roba qua, sarebbe tutta un'altra, sbassa il volume, sei un casino. Metto la musica. E Francesco sei... Per innamorarsi basta un'ora, che fretta c'era, andiamo tutti a Grisoera. Sì. Chi è sta qua? E qua la vi saluta tutti. Carissima. Ok, quindi non posso fare apprezzamenti. Sì, puoi fare apprezzamenti. Cioè, posso dire che un tocco di gnocca? Boh, ecco. Grazie anche a voi. Solo che il tocco sì. No, aspetta, Ale, oh, calma, lo dite solo che può far piacere a Marilena, ovviamente, arriva che... Ok, Urbino, almeno da parte mia, è stata una meta parecchio sottovalutata, in realtà invece devo dire che è una città che ti lascia abbastanza a bocca aperta, una sorta di gubbio, diciamo. Guarda alle mie spalle che bravi ragazzi che invece di drogarsi giocano a ballone nel prato. Ah, che bello! Ma chi è quello che è un po' dappertutto? Quello lì col coso, c'era anche nella chiesa. Sarà Raffaello da Grande? No, che ce l'ha fatto studiare un casino di volte a scuola. Cioè, vedi anche là, tempo perso una volta. Chi che è sto qua? Aspetta che vende l'esa. Comunque sta attento, che quadradrio sconto, che se lo metto che te domandi skate. Sta attento. Casomai appena che entri, ti butti un petardo e ti scambi. Un ricordo del Francesco Pelus che cammina felice nel prato. E si guarda intorno e dice, boh, ho perso gli altri. Poi si gira e dice, eccoli là, che giorno è? Allora, siamo in 6, tutti e 6 consci di aver studiato in passato quel personaggio e di averlo avuto addirittura nelle copertine dei testi scolastici, però vedi, nessuno di noi si ricorda chi era. Da là vedi l'inutilità di far entrare a forza certe nozioni nelle menti dei giovani. Al contrario, vedi, la tecnologia ti aiuta e ti dice chi è? Piero della Francesca, conte di Urbino. Duca di Urbino, ecco. Federico quindi, di Montefeltro. ok, quindi è quasi un gossip l'istruzione che abbiamo ricevuto, ma che cazzo me ne frega di sapere chi è quello? Che cazzo me ne frega? Piuttosto, se uno fa una guerra, c'è da capire nella sua mente le motivazioni che l'hanno spinto a creare questa guerra, il perché la gente gli è andato dietro, ma no che questo è il conte di Urbino e via discorrendo, che cazzo se ne frega? Un bel esempio lo diamo ai giorni nostri, chi spinge? Mamma mia! Principi, papi, pontefici, solite puttanate, sono 4 pagliacci come te, resi tali da tutta la gente, e qua rubo le parole a Jean-Jacques Rousseau, dalla gente che ha consentito il loro titolo. Oh scusa,
beh, Cesare, ma perché non entriamo a vedere? Cioè, facciamo sempre tutto di corsa, porca miseria. Cioè, mai che si vede una Cesa qualcosa. E mentre stesso li lascio correre, tanto io so dove ho parcheggiato il mio camper, porca troia. Adesso c'è peccarne, perché è vietata l'uscita, non capivo, questa qua vive qua, mi trasferisce qua. E che schifo. È brutta. Hai messo anche la tomba di un morto qua. Per carità di Dio. No, è brutta, brutta. Non piace. Aiutateci, gli è pieni di miliardi, aiutateci cosa? Se c'è qualcuno che ha fame o bisogno, glieli do io di persona come ho sempre fatto. Io su quello andavo a mangiare i marocchini fuori dai supermercati. Spiazza non so cosa. Vedi qua è diverso, qua è robe tipo un fiappi sataniche, così, mentre a Jesolo ci sono gli adesivi dei puttane con tanto del link dei OnlyFans. Non sto scherzando, li ho trovati in piazza Mazzini. Cesco, il momento è catartico, Cesco, perché abbiamo cattato una cosa che piace a Francesco, però siccome vuole andare a vivere in camper anche lui ha detto cazzo, devo imparare a non comprare più i fumetti, perché dopo dice dove me li metto, dove li inserisco in camper? Non li inserisci. Shanghai King. Vedi? Lui adesso è tentato, vedi? È tentato, ma non può prenderli, cioè non può accumulare materia. Manga si legge al rovescio. Al contrario. Ah, sai che non lo sapevo. Minchia ragazzi, però guarda come già hanno lucrato in fretta. Esatto. Cioè uno ha già fatto a tempo di scrivere un libro pur di far soldi. Pensa che se fossimo animali nel 2022 io vedo sciacalli ovunque. Tutti dentro i segreti dell'uomo venuto dal buio. Madonna. Utilizzo spesso queste metafore perché se ci pensi in fondo noi siamo l'evoluzione degli animali, certo non discendiamo dagli sciacalli, discendiamo piuttosto dal scimmiotto o dicono dal maiale, dall'incrocio tra scimmiotto e maiale, non si sa, però capirai che certi comportamenti ancestrali li possiamo rispecchiare negli animali, in questo caso negli sciacalli. Bancarelle techno hardcore di Urbino. Il mio caffè, scusa? Cesco! Ah, così faceva. Cesco! E la Madonna, qui abbiamo una degli infiniti templi di quelli che chi te domanda schei degli Italia, tu capivo? Dai un obolo a questi poverini, dagli la carità, che loro non hanno i soldini, poverini. Non è che dare fuoco a tutti, altro che Giordano Bruno. Sì, perché cosa ci vuoi fare? A Singano affascina tantissimo l'architettura delle chiese, ma soprattutto il coraggio che hanno di chiedere la carità all'uscita di questi templi a dir poco costosi. Che strano, Italia, è tutto, no, che brutte lampadine e cose a LED là, supporto in real time, senza musichette e monaie varie, guardate qua. Insomma, abbastanza freddine come chiese, no, non lo so, a me partì una torta da matrimonio che è una accesa, è bella gambetta ragazzi, enorme Urbino, altro che Urbino, sei urbone sta roba, guarda che misteri, con ste statue falliche messe qua in mezzo ai coglioni e tutte ste cese, una cesa ogni 10 metri, porca miseria, è una parrocchia universitaria, Cesco, quale un cane, vedete? Qua. È vietata l'uscita, sai vuoi che te stai qua? Ah, incredibile. No, non è in grado di fare cese qua, sa tu? C'è l'interior designer qua proprio. Non aveva voglia. Smona. Ah sì, lo fai sicuro. Ma che vovi lei si spara? Sì. Ma dai, facciamo piuttosto questo ricordo di noi che camminiamo in questo centro di Urbino. Sì. E quando saremo vecchi, ci vedremo su YouTube che camminavamo così giovani. Nel centro. Non farmi venire l'ansia. Scorcio 1, scorcio 2. Non avere i ciclamini, vedi tu? Guarda, non avere i ciclamini in ti balconi, tu visto? No, poi a dire, sai piccala? È un lo scatto. A parte il vento. Italia, dobbiamo dire che Urbino fa veramente bene ai cervicali, perché sono questi edifici alti, guardate. No, è importante, come ti ho già detto, sentire anche il parere degli altri, perché nel dietro alle quinte avevamo un peluche che ci ha confessato che... Urbino carina, ma i posti in Toscana che abbiamo visitato, anche Arezzo, non lo ha colpito, molto più bella. Molto più bella, molto più caratteristica, anche le chiese più belle dentro. Ah, ecco, una cosa che ci ha deluso tanto sono le due chiese che abbiamo andato dentro a visitare, che erano anonime, non sembravano chiese italiane.
il discorso di prima dei cervicali non era tanto una battuta, ma era anche un modo per farti notare la tipologia di costruzioni che troverai poi qui in questa gigantesca urbina, ossia tutte queste sorte di mini condomini a 3 piani, se non 4, insomma, sono alte, è tutto alto. Tanto esibizionismo, cioè qui nacque l'architetto, qua il beato Benedetto, e che cazzo se ne frega? Sì, no, scherzi Marco, no, sono tipiche, senza ombra di dubbio, a tratti mi ricorda in qualche modo Matera, vuoi la ripidità, vuoi le stradine eccetera eccetera, però non posso nascondere a nessuno, soprattutto a me stesso, che il tutto viene rovinato da 2 punti, certi balconi massa moderni, 1, il lampione che non è il suo, anche quello non è il suo, e soprattutto macchine, Dio caro, mette fuori dei coglioni a macchine, no, dentro sempre sti borghi, te me rovini tutto, Dio caro, sti cazzo dei tubi di corrente, mette che due edere sora che sconta, cioè, ragazzi, un fiato è quel che si dice, dai. Vedi, quando si dice sempre che l'Italia non sa valorizzare i suoi posti, non si parla solo esclusivamente del pompaggio mediatico, no? Della pubblicità che gli facciamo, no? Dell'enfasi che gli mettiamo nel descrivere, nell'indicare le cose, ma anche della cura che abbiamo nel mantenimento, che in questo caso insomma quasi non abbiamo. Aspetta che non mi pince una denuncia dal sindaco di Urbino, ma Dio caro, sono delle robe vere, cioè quello che parla immagini, vai, Pippo. Ah, poi vecchi. Da qua vedi anche la falsità delle... Cazzo, ma è tanto ripido, guarda che misteri. Comunque la falsità... Sì, la foto, adesso sì. La falsità delle pubblicità, che il metano ti dà una mano, non ti dà una mano a fare un cazzo. Pinciagli la mano al cesto. Anche a Mesio vedo che il cartello è storico, cioè quello che ha fatto quel cartello ha fatto i miliardi, lo trovi in tutta Italia. Bella la 500 bicolore. Dove va il mio camper bellissimo? Quello bellissimo. Guarda. Che bello il sburicchio. Cosa che brutto, guarda che bello. L'Italia, noi ti salutiamo. Aspetta, guarda i cazzi che altri. Ti salutiamo dalla grande Urbino e ci vediamo alla prossima tappa. Oppure ci vedremo nella prossima tappa, roba del genere, insomma, fatti e fa bene.